Sì, grazie. Sì, grazie, intanto buongiorno. Dicevo buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno autorità, porto ovviamente il saluto della Giunta, ma in particolare il Presidente Federica. Io oggi posso già andare a casa, ho già avuto il compito per i prossimi mesi, aggiungo a tutto quello che ho, anche questo va bene, insomma, ci sta tutto, no? Nel senso, al di là della battuta. Io ho avuto il piacere di incontrare il Presidente qualche mese fa e ho conosciuto una realtà che non sapevo neanche che esistesse, lo devo dire con tutta sincerità. Però in effetti dalle parole sue, da quello che ho visto oggi, è una realtà straordinaria che ovviamente merita non solo l'attenzione di oggi ma anche dei prossimi giorni e dei prossimi mesi. Attenzione per cosa? Prima di tutto su quanto riguarda la sicurezza, quello che posso fare io, poco tanto, ovvio che tenterò fino in fondo. Cosa si può fare? Beh, prima di tutto tutto quello che sarà nuovo, nel senso di infrastrutture, nel senso di strade, nel senso di guardrail, di quello che serve. È chiaro che io parlerò con i miei uffici per quanto riguarda le progettazioni o quello che serve appunto per dare maggior qualità soprattutto al progetto, perché questa è una qualità che poi si ripaga nel tempo, perché molto spesso si spendono qualche euro in più subito magari, ma si recuperano sicuramente centinaia, migliaia di euro nel futuro, perché magari o per sfortuna qualcuno ci lascia, no, la vita, o addirittura rimane infermo, quindi i costi per la società magari aumentano pro futuro. Quindi questo è un punto fondamentale, cioè investire adesso per risparmiare dopo. E questo mi pare che sia una corretta analisi, una corretta visione di quello che potrebbe essere i progetti per quanto riguarda le strade, i guardrail. Mi pare che siano uno dei punti fondamentali per quanto riguarda appunto la sicurezza. Io ho sentito 3 parole oggi che mi sono segnato che sono importanti: professionalità, impegno e passione, che avete come motostaffetta. Io sottolineo Friulana, qua ho sentito ogni tanto motostaffetta che si fermano lì. Io sottolineo Friulana perché abbiamo delle realtà locali che bisogna ogni tanto dare peso, dare valore a quello che dal territorio nasce, e quel Friulana a me sta molto a cuore, devo essere sincero. Allora, dicevo, queste 3 parole sono per me importanti perché rappresentano un po' il sunto di tutto quello che fate e quello che avete fatto finora. Tutto parte dalla passione, immagino, perché da lì poi, no, si sviluppa tutto quello che viene dopo. La passione muove tutto, non solo per le motociclette, ma tutto quello che uno vuol fare nella vita. Magari a me è capitato di avere la passione, non so se è una passione o una sfortuna, una fortuna quella della politica, no? Vedo Mattiussi, perché è una passione che tante volte crea anche, no, degli alti bassi non facili da gestire, però è una passione che è questa, poi si riesce magari in certi casi a dare una mano.